Buonasera a tutti carissimi soci, militanti di Indipendenza Veneta e anche appassionati di politica vera, non quella che siamo abituati a vedere nelle reti nazionali e che si occupa di tutto tranne che dei problemi della gente. Sono Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta, orgogliosamente direi di questo grande movimento, del più grande movimento indipendentista del Veneto, che quest'anno, lo ricordo con grande orgoglio, farà 10 anni ed è un traguardo estremamente importante, un passaggio fondamentale, direi, una prova di maturità, se vogliamo, perché non è facile resistere per 2 lustri senza avere nessun contributo pubblico. Quello che facciamo, e lo facciamo con le nostre risorse, con l'impegno di tanti volontari e militanti che stanno dedicando veramente anni e molto del loro tempo in questo percorso, sacrificando anche spesso gli affetti familiari, sacrificando il proprio tempo libero, e io non posso che ringraziarli se siamo arrivati fino ad oggi. Ringrazio anche naturalmente chi mi ha preceduto, perché Indipendenza Veneta comunque sia, ricordiamolo, è il movimento che ha permesso che si potesse fare il referendum per l'autonomia, anche se dopo 4 anni purtroppo non è stato portato a casa nulla. Naturalmente la nostra denominazione sociale coincide con l'oggetto sociale e così sarà sempre. Però non possiamo permetterci di parlare solo ed esclusivamente di indipendenza, perché purtroppo molta gente ancora si spaventa, molta gente ancora non ha chiaro quello che potrebbe essere poi un Veneto indipendente e vogliamo arrivarci passo dopo passo. Questo che cosa significa? Che non possiamo più avere dei sogni o mirare insomma a degli obiettivi così in alto come possono essere le regionali se non costruiamo prima le nostre fondamenta. E le fondamenta si costruiscono proprio partendo dalle prime istituzioni territoriali, che sono i comuni, che sono le Proloco, che sono le piccole associazioni che si occupano comunque dei problemi del territorio, e soprattutto vorrei ricordare anche le tante associazioni di volontariato che sostengono i bambini che hanno degli handicap, per esempio, che sostengono gli anziani. Ed è compito nostro far parte proprio di questa realtà, perché noi vogliamo in primis essere di aiuto a tutti i veneti. Vorrei ricordare che in quest'ultimo periodo, per esempio, siamo stati vicini ai lavoratori della Speed Line, ai lavoratori dell'Ideal Standard, ci siamo occupati di problemi di inquinamento del territorio grazie al nostro consigliere nazionale Luigi Boldo, ai problemi ad esempio che sta attraversando il fiume Piave con Alessia Bellon, la nostra consigliere nazionale e anzi vice segretaria del Movimento Indipendenza Veneta. Pertanto capite che non trascuriamo quella che è forse la parte più importante della politica, cioè quella che parla la stessa lingua che parla la gente. Ecco, per fare questo ho individuato una figura che sarà il perno fondamentale della politica di Indipendenza Veneta, ovvero sia il referente comunale. Qual è il compito del referente comunale? Quello di essere una sorta di sindaco ombra, di interloquire con l'amministrazione comunale del proprio comune, di interfacciarsi sempre con il nostro coordinatore provinciale e anche eventualmente con il Consiglio nazionale. Sicuramente dovrà portare avanti la politica del segretario e del Consiglio nazionale, ma soprattutto dovrà occuparsi dei problemi specifici della sua realtà, del suo comune, perché è ovvio che i problemi che ci sono a Padova non possono essere quelli che ci sono a Verona, ma oltre che parlare insomma di grandi comuni, anche nelle nostre piccole realtà ci sono sempre delle tematiche che vanno affrontate di petto, come si suol dire,
sulle quali insomma noi abbiamo persone capaci e competenti in grado di dare delle soluzioni o se non altro di formulare delle proposte diverse da quelle che vengono fatte spesso dalla politica nazionale che più che affrontare insomma questi problemi si serve dei loro sindaci esclusivamente come serbatoio politico per fini che non sono certamente quelli del popolo e credo che questo sia del tutto evidente perché è accaduto esattamente negli ultimi 30 anni e chi mastica un po' di politica non può fingere che non sia avvenuto proprio questo. Ecco, il referente comunale poi dovrà costruire un piccolo circolo, e cioè almeno 10 militanti che dovranno iniziare ad occuparsi proprio assieme a lui dei problemi del territorio e man mano, insomma, mettere su queste fondamenta che stiamo facendo, che stiamo costruendo con grande sacrifici e però con tanta determinazione ed energia, le prime pietre per costruire una grande casa dei Veneti. Dovrà essere tanto grande perché io mi auguro che tra pochi anni ospiti centinaia di migliaia di veneti disposti a lavorare per il territorio e non più per una terra che non riconosciamo come nostra, perché è stata, che continua ad essere continuamente rapinata. Lo voglio ricordare anche in questa occasione, il Veneto ha un residuo fiscale di 18 miliardi. Con il PNRR addirittura non hanno messo dentro i comuni veneti in in questa propensione sempre al debito, ma non ci daranno nulla. A recriminarlo sono anche i leghisti che purtroppo invece, dico purtroppo, fanno parte di questo governo e non si capisce perché allora poi qualcuno di loro non alzi la voce in primis con il proprio segretario anziché rivolgersi a Draghi o agli altri, insomma, perché ce l'hanno in casa il nemico. Vabbè, comunque non è un video per far polemiche, è un video invece per parlare di noi. Che cosa diamo noi come Indipendenza Veneta al nostro referente comunale per far capire chi siamo? Ecco, vi giro un attimino il telefono, vi faccio vedere. Questo è un cesto di Indipendenza Veneta con tanti prodotti di aziende locali, che sono aziende che hanno una grande realtà nel territorio, conosciutissime a livello anche internazionale, con la nostra bandiera, con alcuni gadget che abbiamo pensato di mettere dentro per farvi piacere, insomma, per farci conoscere, per far conoscere il nostro messaggio. Ecco, scusate la qualità del video artigianale naturalmente. Però è questo che vogliamo fare, far capire che dietro Indipendenza Veneta ci sono soprattutto aziende del territorio. Attenzione allo specifico subito, non sono aziende indipendentiste, sono aziende che comunque credono nella forza del Veneto, credono che questo popolo sia un popolo straordinario e lo dimostrano i fatti, insomma, visto che, come documentato nel libro di Stevanato e Giovanardi, dal 2001 al 2017 il Veneto ha contribuito alle casse della finanza italiana per oltre 250 miliardi di euro, che questo la dice lunga, insomma, sulla forza, sulle potenzialità che ha il Veneto e pensate cosa potrebbe fare, insomma, se fosse guidato anche da una forza territoriale come Indipendenza Veneta. Allora noi confidiamo nel nostro referente comunale, confidiamo che possa far crescere il movimento e allora sì, quando avremo le basi, quando avremo gettato le fondamenta, potremo costruire la Casa dei Veneti e ambire anche a fare le elezioni regionali al pari di altri competitor. Oggi non possiamo farlo, sicché caliamoci molto più sulla realtà, su quello che realmente insomma, ci chiede la gente e per qualche anno lasciamo da parte dei sogni per adesso troppo grandi per noi. Molto umilmente lavoriamo. Io vi ringrazio, spero che questo video venga condiviso da tanti veneti e noi siamo qui, insomma, ci mettiamo il cuore, la passione e più di quello non possiamo fare. Noi
quello che vi assicuriamo è che, a differenza di tanti altri, non lo facciamo per conquistarci un posto al sole, lo facciamo per il bene della nostra terra. Il cesto di indipendenza veneta non è un cesto per chiedere qualcosa in cambio, è una sorta di premio per chi vuole così dare il proprio impegno e il suo piccolo gesto d'amore verso la comunità. Grazie ancora di tutto.